ICIDE è una nuova realtà che abbiamo costituito un paio d'anni or sono con l'obiettivo di avvicinare le aziende, in particolare del Friuli Venezia Giulia, verso i processi di internazionalizzazione che non sono per nulla facili, anzi sono molto complessi. La parola stessa ICIDE, se da un lato significa International Center of Italian Design, in realtà in cinese significa insieme, IC. E questo è l'obiettivo di questa società che un passo alla volta ha accompagnato già diverse imprese nel poter affrontare mercati più complessi come quello cinese in particolare. Un percorso che è reso possibile anche grazie al sostegno derivante da fondi europei, perché le fasi di avviamento per ogni azienda, questa compresa, sono sempre complessi e le sfide sono enormi. Investimenti in piccole attrezzature piuttosto che in conoscenza. Poter contare su un supporto risulta strategico per riuscire ad arrivare a un obiettivo che di per sé è complesso, ma che fatto in questo modo può essere più raggiungibile. Una delle sfide primarie per una società come la nostra, che collabora con una filiera produttiva dislocata su tutto il territorio, è riuscire a trasmettere il valore aggiunto che i prodotti made in Italy rappresentano, che si compongono di creatività, qualità, ma anche e soprattutto servizio che ai clienti viene dato e che alle volte non si conosce. Quindi penso in particolare alla recente esperienza che stiamo portando avanti a Tianjin in Cina, riuscire a collegare anche modi di comunicare diversi per riuscire ad apprezzare quello che è l'arredo e gli oggetti del Made in Italy è sicuramente una sfida che richiede delle competenze che all'interno di questo progetto, all'interno di ICIDE, sono indubbiamente presenti. La sfida è ampia soprattutto in un periodo post-pandemico o di grandi cambiamenti globali. Essere supportati da personale appassionato, competente e soprattutto vocato al nostro territorio riteniamo sia il valore aggiunto che possiamo trasmettere. L'obiettivo di ICIDE quindi non è solo andare nei diversi mercati, ma anche riuscire a portare qui sul nostro territorio architetti, opinion leader o giornalisti che possano apprezzare le qualità di un territorio che, sebbene oggettivamente sia di dimensioni contenute, in realtà può esprimere un valore aggiunto veramente notevole. Immaginiamo quante realtà aziendali sono nate quasi 100 anni fa su questo territorio regionale che sono ancora un sinonimo di design e di Made in Italy nel mondo. Non mi metto a citare i marchi che tutti conoscete, però indubbiamente rappresentano un punto di riferimento per lo stile e per la qualità del Made in Italy.